Continuiamo a parlare di giovani, anzi di giovanissimi talenti. Sono gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Enzo Siciliano di Bisignano che, unici nel Sud Italia, hanno vinto la quarta edizione del concorso Dalle aule parlamentari alle aule di scuola, Unità, Nazione e Costituzione, un progetto di Camera, Senato e Ministero dell'Istruzione. Buongiorno a tutti voi. Quest'anno il concorso era dedicato ovviamente ai 150 anni dell'Unità d'Italia. I ragazzi di Bisignano sono stati premiati lo scorso 27 maggio, quindi qualche giorno fa, nell'aula di Palazzo Madama con un lavoro originale. Che cosa ha rappresentato? Lo chiedo alla dirigente scolastica Michela Bilotta, questa esperienza per la vostra scuola e anche questo riconoscimento. È stato veramente un'esperienza incredibile, trovarsi nell'aula del Senato ed essere lì con i miei ragazzi e sentire, non sapevamo assolutamente nulla, perché eravamo già lì dal giorno precedente, non sapevamo niente della vittoria, proprio non era trapelato nulla. Tutti i ragazzi avevano inviato, nel caso fossero stati chiamati da Schifani, dal Presidente del Senato, come appunto scuola vincitrice, dovevano preparare. Quando vi hanno chiamato lì è stato incredibile vedere la mia scuola su tutti i monitor del Senato. Lendo c'è una scuola, insomma, voglio dire, sono lì dal 2007, il mio quarto anno. Effettivamente devo dire che è stato un anno d'oro quest'anno, perché abbiamo vinto tantissimi premi. Avete un lavoro originale, professore Rosalbino Turco. In che cosa consiste? Il lavoro presentato con il quale avete vinto questo concorso? Dunque, noi siamo partiti da una veloce analisi sulla situazione calabrese prima preunitaria. Abbiamo fatto un percorso sul filo della memoria, recuperando documenti, talvolta inediti, manoscritti. Abbiamo ripercorso tutta la stampa cosentina del periodo, che l'abbiamo documentato in questo bel volume che è stato, devo dire, molto apprezzato dalla Commissione del Senato e della Camera. È stato messo in risalto anche la natura multimediale del progetto, esatto, perché quindi si è sviluppato su più livelli e in momenti diversi. Sì, diciamo che i tempi sono stati ristrettissimi, perché in 3 mesi abbiamo dovuto produrre questo materiale. Noi siamo stati, come dire, capaci di fare non solo questo, ma anche un DVD, che è stato molto apprezzato perché ha assunto i toni e i contorni del cortometraggio, 18 minuti, che presenteremo venerdì prossimo. Sarà l'assessore regionale nella nostra scuola, e colgo l'occasione per ringraziare soprattutto i ragazzi che hanno lavorato tanto. Abbiamo lavorato anche di domenica, di notte, per arrivare a questo risultato che credo fa onore al paese, alla provincia, alla Calabria, l'unica scuola del Mezzogiorno d'Italia che ha conseguito questo bellissimo risultato. Quindi siamo contenti. E vorrei aggiungere solo una cosa, che il nostro risultato è stato soprattutto per i ragazzi, perché abbiamo donato, ecco, abbiamo usato questa parola antica, donare quando si sa ai ragazzi per farli innamorare. Sentiamoli questi ragazzi, vediamo che cosa ha rappresentato per loro questa esperienza e che emozione hanno vissuto il giorno della consegna dei premi. Allora, che cosa ti ha dato questa esperienza? Che cosa ha rappresentato per te? Sicuramente è stata un'esperienza fortissima. I miei colleghi sono stati al Senato a ricevere il premio. Ah, tu non c'eri lì, tu hai partecipato al progetto, ma quindi l'emozione proprio di quel momento. Però è come se io fossi stato lì con loro, insieme a loro. Allora parliamo del progetto, insomma, questo vi ha portato ovviamente a fare un lavoro di ricerca e poi fare anche la realizzazione del DVD. Insomma, è stato un lavoro complesso, ma penso molto gratificante. Assolutamente, ci ha fatto crescere, ci ha dato l'opportunità di apprezzare la nostra Calabria, di presentare una Calabria migliore agli occhi della nostra nazione. Al di là di conoscere magari pagine della storia, soprattutto il risorgimento calabrese, che magari non è molto indagato appropriatamente. Io volevo chiedere allora a questi due ragazzi che invece erano lì in Senato, che emozione avete vissuto? È stata un'emozione bellissima perché non c'era mai successo prima ora e quindi una cosa, diciamo, meravigliosa, perché comunque non l'avevamo mai vissuta una cosa del genere, e poi anche grazie al professor Rosalbino Turco che ci ha offerto questa opportunità che comunque non c'era mai capitata.